Fratelli Billo dal 1976, salumi e prosciutti di altissima qualità. Chi sono i Fratelli Billo come azienda? Qual è il vostro prodotto e come si ottiene un prodotto di così alta qualità da presentare a tutto il mondo? Noi ci proponiamo come azienda Made in Italy, completamente Made in Italy, quindi usiamo solo carne nazionale, certificata, garantita, e lavorazione artigiana. E proponiamo un prodotto non omologato, quindi anche a livello estetico, oltre che di gusto, diverso dal prodotto che si può trovare in giro. Qual è esattamente il processo che vi fa ottenere salumi e prosciutti così buoni? Uniamo alla tradizione, quindi alla storicità del prodotto, anche diciamo la tecnologia che abbiamo a disposizione, quindi con strumenti di tracciabilità aggiornatissimi che ci permettono di tracciare tutte le fasi di produzione e di post-produzione, quindi anche di rintraccio delle materie prime impiegate per questi salumi. La presentazione che voi date dei prodotti, anche nel packaging, perché voi curate davvero un po' tutto. È molto semplice, perché comunque anche il packaging lasciamo un po' il prodotto rustico così com'è, perché poi la gente passa, si ferma, vede questi prodotti come il lardo arrotolato. Il lardo arrotolato è un prodotto che cattura l'attenzione delle persone, si fermano, ti chiedono che cos'è, poi lo assaggiano e rimangono comunque incuriosite della qualità, del gusto particolare che riusciamo a dare. Così per lo speck di coscia nazionale, è uno speck che si distacca dalla produzione classica, usa coscia nazionale, speck che pesano 10 kg, 12 ml di stagionatura, fese affumicature a faggio, quindi con legno, affumicature a freddo, quindi c'è tutta una produzione molto lenta, anche molto tradizionale. Quando hai finito un prodotto puoi capire se un prodotto ha un pregio, riesci a capire dove ha ottenuto, come abbiamo fatto a ottenere questo pregio tramite la tracciabilità, e anche il difetto, perché se succede un difetto tramite la tracciabilità conosci tutte le fasi produttive e di conseguenza individui qual è il problema, che cos'è il particolare che ha cambiato determinato gusto oppure che ha creato il determinato problema. Cristian Billo è, diciamo, il completamento dell'azienda insieme a suo fratello, a suo padre, insomma. Noi, per soddisfare le nostre esigenze dei clienti, cerchiamo innanzitutto di dare un prodotto che sia molto di impatto, molto visivo. Qui abbiamo portato delle cose molto particolari che era proprio il nostro punto di riferimento. Con questo sul mercato italiano diamo una buona impressione e una buona soddisfazione anche, perché comunque cerchiamo di dare il numero uno che possa essere sia il prodotto fresco che il prodotto stagionato. Vogliamo provare ad affacciarci, vogliamo fare una scommessa con noi stessi, e facendo appunto questa prima fiera, per noi la nostra fiera più importante che abbiamo mai fatto. Al mercato estero non so cosa ci aspetteremo e che cosa nascerà. Siamo comunque consapevoli del fatto che noi ci siamo presentati come azienda, come prodotti particolari di nicchia, made in Italy al 100%, e quindi vedremo un po', abbiamo avuto molte richieste e cercheremo di soddisfarne. Come bigliettino da visita io proporrei il nostro lardo arrotolato, perché comunque è una ricetta che noi per primi l'abbiamo sviluppata e l'abbiamo inventata.
Noi siamo a Merlara, in provincia di Padova, via Bindoletta 49. www.fratellibillo.it